La piccola Maria saltava euforica, in piedi sul freddo sedile dell'autobus, alta quanto un soldo di formaggio, col naso attaccato al finestrino e l'indice puntato verso la lenta sequenza di immagini che le apparivano davanti, leggeva al passaggio le insegne dei negozi che le sfilavano davanti. Upim, Singer, Bar. Accanto a lei stava seduta sua madre, florida e prosperosa, spalle robuste, capelli corti, corvini e morbidi. Col braccio le cingeva la vita per evitare che potesse cadere alla prima brusca frenata. Quel pomeriggio, nel centro storico della città, i minuti scorrevano lenti nella sua caotica e sovraffollata via Etnea. In prossimità di Piazza dell'Università, un intenso odore di biscotti speziati mandava in estasi la gente immersa in quel loro chiacchiericcio totalmente coperto dal passaggio del rumoroso automezzo. Santa sorrideva timidamente compiaciuta per quella sua creatura che sapeva già leggere. Ma com'era possibile? Aveva solo 4 anni. Andava verso i 5, ma ne dimostrava anche meno, e poi non frequentava ancora la scuola. Già, la scuola. Quando ne parlava la madre di Maria diceva di non aver mai avuto la fortuna di sedersi su quei benedetti banchi di scuola, perché, quando era in età scolare, aveva dovuto allontanarsi da casa insieme con i propri familiari presso una località di campagna per sfuggire ai bombardamenti e alla fame. E dopo, quando la guerra finì, si trovò investita di tali responsabilità, forse troppe, per trovare il tempo da dedicare all'istruzione. Tuttavia, imparò a leggere dalle sue sorelle più piccole, ma non esercitando la scrittura riusciva a malapena a scrivere il suo nome e cognome. Maria continuava a sillabare le scritte sulle insegne successive e a gioire di quella conquista, proprio perché, riuscendo a leggere, non le era precluso il mondo degli adulti, con quelle sue scarpette bianche, ornate da sottili fiocchetti che finivano con delle deliziose campanelline. Con gridolini di gioia tornava a saltare felice, ancora una volta, prima di scendere definitivamente dal sedile sul quale era rimasta in piedi. La mamma, piegando il capo da una parte, con quella gestualità codificata in uso al sud, le aveva fatto capire che adesso sarebbero dovuti scendere e, prendendola per mano, la conduceva verso la porta d'uscita del bus. Giunte a terra, le vetrine che prima avevano veduto dall'alto apparivano ora più a portata di mano, così colorate e sfavillanti di cose che avrebbero voluto toccare e avere per sé. Ma la stretta serrata e decisa della mano della mamma, sebbene ne limitasse eventuali volontari allontanamenti, al contempo racchiudeva in quella presa una sensazione di sicurezza e di protezione. Nessuno avrebbe osato farle del male, sua madre non l'avrebbe permesso. Ora tornava ancora più insistente lo stesso buon odore di prima. Erano i biscotti della monaca, quelli a forma di S, dalla consistenza compatta e dall'aroma particolare reso dai semi di anice. Quel profumo di biscotti era un dolce richiamo per tutti quelli che, passando da quelle parti, non potevano fare a meno di acquistarne. Pare che, avendo proprietà digestive, fossero propinate anche ai poppanti nei biberon sciolti nel latte. Così madre e figlia si addentrarono in quel portone, al numero 6 di via Mancini, che si affacciava su una corte interna dove si notavano, in uno di quegli usci, delle donne con i capelli raccolti in candide cuffie, intente a confezionare e sigillare quei buonissimi biscotti. «Ne compriamo un po' da portare a casa», pensava ad alta voce sua madre, ma lei era distratta dai suoi pensieri e si chiedeva come mai quelle delizie avessero quello strano nome. Non vedeva nessuno lì che somigliasse vagamente alle monache del collegio frequentato dai suoi fratelli maggiori.
e in quel negozio vedeva solo due ragazze dalle guance paffutelle e arrossate dall'alta temperatura del forno. La ricetta di quei biscotti, tutt'oggi segreta, e che ne aveva perpetuato il successo, era stata rivelata alla proprietaria del negozio da sua zia, la cui condizione era di monaca di casa. Tale condizione corrispondeva a quella di alcune donne del XIX secolo, che appartenenti a famiglie agiate erano costrette da scelte genitoriali a frequentare in via temporanea il convento di monache. Presso tale convento le ragazze apprendevano ricette non divulgate sulla preparazione di dolci che erano realizzati sotto richiesta e in via esclusiva per persone ricche e aristocratiche. Fuori dal biscottificio, ma all'interno della stessa corte, c'era un'altra piccola bottega e forse chiamarla così era quasi un'esagerazione. In realtà era un piccolo locale ricavato da un sottoscala del vecchio palazzo. Due donne indaffarate vendevano scampoli di stoffa, avanzi di vario tipo e dimensioni, da comprare a prezzi esigui per ricavare piccoli capi graziosi per chi avesse nelle mani l'arte del cucito. Santa trasse da una cesta di vimini un taglio di stoffa rosa pastello su cui erano stampati dei piccoli fiori bianchi. Soddisfatta della scelta, immaginava già di poter far confezionare dalle sue sorelle, tutte sarte, una camicetta per Maria che avrebbe potuto indossare per il battesimo della cuginetta. Agli inizi degli anni '60 si viveva con poco. L'arte del risparmio era qualcosa che l'esperienza drammatica dell'ultima guerra mondiale aveva inculcato alle donne che avevano purtroppo vissuto quell'avvenimento. Niente era sprecato o addirittura buttato, dal cibo ai vestiti e quant'altro. Maria non amava il cibo. Non si capiva come facesse a sopravvivere di quel poco che accettava di mangiare, e sebbene fosse continuamente sgridata, non c'era verso di convincerla a cambiare atteggiamento. Così i suoi genitori decisero che sarebbe stato opportuno farle fare delle cure ricostituenti per evitare il pericolo di un deperimento che potesse compromettere seriamente la sua salute. Il medico condotto del villaggio in cui abitavano stabilì che una cura a base di ferro, attraverso un ciclo di iniezioni, avrebbe migliorato, se non addirittura risolto il problema, e visto che avrebbero dovuto chiedere l'intervento di un infermiere che venisse a praticare dette punture, le fecero prescrivere anche per il figlio maggiore, che non era nuovo a questi trattamenti terapici. La signora Caponnetto, dalla corta chioma bianca e dallo sguardo che lasciava presagire quanto fosse debole la sua vista, dovuta alla sua iperglicemia, aveva per contro una certa vigorosità di polso nel fare quelle iniezioni già dolorose di suo per la concentrazione del farmaco in questione. Si presentava ogni mattina a casa loro e dopo aver fatto sobbollire sul fornello della cucina la siringa di vetro e l'ago all'interno del suo contenitore di alluminio, puntualmente si ripeteva la stessa tragica sceneggiata. Maria andava a nascondersi nei posti più strani, come la credenzina verde acqua in cui stavano riposti pentole e tegami. Si infilava tra i detersivi sotto il lavabo in cucina oppure sotto il lettone dei suoi. Una volta cercò riparo anche nel pollaio, in mezzo alle galline che, spaventate dal suo arrivo improvviso, starnazzavano rumorosamente. Sua madre però riusciva sempre a scovarla e alla fine Maria, costretta a forza, cedeva a suo malgrado a quelle cure che non desiderava per niente. Quelle punture alla fine non portarono alcun beneficio e sua madre dovette rassegnarsi a quell'ostinazione, cercando piuttosto di assecondarla in quelle che erano le sue predilezioni in merito ai gusti alimentari. Non erano molte, ma sempre meglio di niente. Fra tutte capeggiava la cioccolata, e sebbene aleggiasse una certa austerità dovuta a quel primordiale senso del risparmio,
le era tuttavia concessa nella speranza che a quella venisse ad accompagnarsi anche un po' di pane. Ma che pretesa assurda nei confronti di una bambina che riteneva quella squisitezza come qualcosa di magico, una pozione prodigiosa che poteva trasformarla in qualunque cosa o trasportarla nel tempo. Era come se ogni volta che le sue papille gustative venivano a contatto con la cioccolata, qualcosa si metteva in moto attraverso diramazioni nervose andando a stimolare la sua fantasia. Era l'ultima nata dopo 2 figli maschi arrivati rispettivamente 7 e 5 anni prima di lei. Aveva una voglia quasi morbosa di giocare e il suo modo era sicuramente diverso da quello inteso dai suoi fratelli. Le piaceva fantasticare su storie di cui era protagonista, eroina e vittima. Storie in cui riusciva sempre e comunque a tirarsi fuori dai guai. Lei era così piccola a inventarsi un mondo rannicchiata sotto le gambe di una sedia.